Allora, nuova puntata di ormai Hot Corn Caffè, Matteo Branciamore. Buongiorno. Come stai? Buon pomeriggio, bene voi? Beh, abbastanza, dai. Sei stanco? No. No, Però il ancora. caffè Però il caffè sì, serve questo è tipo il sempre. quarto. Senti, partiamo dall'inizio. Perché sei alla Mostra del Cinema di Venezia? Così. Così. Ero di passaggio qua, ho visto. In realtà stai andando a Padova Sono da andando un a amico. Padova, sì, dal nord però, ancora da più Esatto. su, da Bressanone. Andavo a Padova e ho detto, ma qua c'è un sacco di gente, perché non fermiamoci a C'è fare la due Mostra chiacchiere? del Cinema. La Mostra del Cinema, ci sono anch'io. Esatto. No, sono qui per il film Enea di Pietro Castellitto. Esatto, Enea di Pietro Castellitto in concorso. Il concorso, Che- sì. Che è una che- sensazione. Beh, una insomma, sì. c'è l'Antimos in concorso, insomma, ci sono Sì. dei nomi. Beh, sì, concorso a Ma Venezia. emozione o. Tantissima. Tento di far finta di niente, sai quello? Tra di l'altro, fare- scusami, sì. il concorso significa anche che tu, oltre a tutta la critica italiana, c'hai tutti i critici del mondo che ci sono qui, dall'indiano all'americano. Quindi vuoi farmi venire ancora più ansia? Esatto, quindi lo guardano E e posso quindi- dire, ma Branciamore, ma quelle cose là. Matteo Branciamore. Esatto. Matt Love. Matt Branchlove. Esatto. Sì. Com'è stata? Cioè Pietro ti ha chiamato e così è o stata- vi conoscevate? Voi vi No, conoscevate? No, non ci conoscevamo. Mai visti? Mai visti. Io ho visto i Predatori. E? Non ti era piaciuto? No, 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 scusa Pietro. No, ma. ho Hai visto- detto Madonna che film. Ho visto i Predatori e ho detto, ma che film strano, nuovo. E tra l'altro venne a Venezia. Sì, Vinse Orizzonti. e poi improvvisamente arriva questa chiamata. Pietro Castellitto ti vuole incontrare, ti vuole fare un provino per il suo film. E tu? E ho detto, dai, sai quelle cose tipo. Sì, dai. Tipo Alessà, mi fai gli scherzi, Esatto. quelle cose là. E invece era vero e ho fatto l'incontro con lui, un provino divertentississimo, veramente un provino Cioè, dove. quando sei arrivato lì che ti ha detto? Allora, lui ovviamente ho fatto il provino classico che ti manda delle scene Certo. da imparare, da interpretare, un po' di righe sul personaggio e quando sono andato lì mi ha messo super a mio agio. E ed è tu stato- puoi dire però adesso qualcosa di che personaggio fai, perché Pietro Castellitto ha praticamente ribaltato stravolto l'immaginario che noi sì. abbiamo di Matteo Branciamore. Sì, totalmente. Matteo Lui- Branciamore gli daresti le chiavi della macchina, cioè Sì, proprio di Tober, il sì, motorino. il ragazzo Cioè, della porta accanto. quello che proprio. No, Pietro, infatti la cosa assurda è che mi ha chiamato per fare il ruolo di un gestore di alcune discoteche romane, laido, che ha a che fare col mondo della droga, Viscidone. viscido sopra le righe, sempre euforico. Euforico non per motivi suoi, ma No, per motivi sostanza. stupefacenti e quindi questa cosa. Però diciamo che era un ruolo che aspettavo da tanto. Perché, libertà anche, perché no? poi fare l'attore vuol dire anche interpretare altri ruoli. Soprattutto, no, che è bello di- quindi visto il successo che ha avuto in passato con un determinato tipo di ruolo, giusto un pazzo visionario come Pietro. Ma poteva Pietro darmi- com'è sul set, Pietro? Cioè ti sta addosso, ti lascia andare? La cosa, no, è fantastico perché mi ha lasciato molto, almeno per quanto mi riguarda, briglie sciolte, nel senso che non mi ha fatto improvvisare. Ah, cioè te l'ha fatto Mi- costruire. Sì, mi ha fatto costruire questo personaggio e io mi sono fidato di lui e ho portato una mia visione in base a quello che avevo capito lui volesse e quindi mi ha lasciato molta libertà. Io mi sono divertito tantissimo a interpretare Gabriel, proprio è stato quasi liberatorio. Ma lui sul set com'è? Ti sta addosso, poi ti dice no, guarda Matteo, No, cioè sta alla linea della sceneggiatura o. No, quel fatto che è anche autore, lui Esatto, perché poi è roba riesce sua anche quella. a cambiare roba sua, quindi lui riesce anche a cambiare in corsa a piena libertà. E questa cosa è un bene secondo me per il film, sì. E che atmosfera c'era sul set? Cast corale come. No, fantastica. Lo so che si dice sempre Sì, dai, di qualcosa, ma compagni te, di di viaggio, qualcosa, però. qualcosa di cattivo? Sì, tipo, sì, no, però non c'è niente. Non ce n'è di cattivo. Io mi sono ritrovato Adesso con stai un. facendo Matteo Branciamore, però Sono il tornato buono, timido, introverso, buono, sì. il buon Matteo Sì, Branciamore. sì. Vorrei dirti cose un po' piccanti e cattive. Cioè, è stata ma- un'esperienza. Guarda, ti posso dire una cosa, l'unica preoccupazione che ho avuto sul set è il fatto che io per tutto il film ho un occhio di vetro, Ah, sono guercio da un occhio e quindi quando Pietro
mi ha detto... Cioè questo era in sceneggiatura proprio lui. Sai che non mi ricordo, perché mi sa che l'ha messo dopo, cioè come idea c'era già, però non c'era proprio scritto in sceneggiatura, quindi quando mi è stato comunicato Pietro vuole questa cosa, e io non porto neanche lenti a contatto, quindi mi sono un po' spaventato, ho detto capirai. Beh, certo, perché poi... E avevo questa doppia lente enorme che mi coprisse tutto l'occhio, perché doveva sembrare appunto il mio occhio quercio, e quindi non vedevo da un occhio, vedevo solo dal destro. E quindi ogni tanto, cioè la mia preoccupazione era cavolo, devo fare tutto un film sì, esatto, non vedendo da un occhio. Che poi rischi di fare la macchietta, cioè rischi di finire Gene Wilder e Frankenstein. Esatto, e anche il discorso proprio detto da noi del fatto che c'era il rischio di intruppare sul set, perché, certo, perché c'avevi la non avendo le distanze, perché se tu chiudi un occhio non hai le distanze, è un po'... Certo, stabilizzato. È un po', sì, particolare, però questa è stata l'unica preoccupazione, solo che io ripeto mi sono divertito tantissimo, non c'è stato un giorno di ansia, poi su un film così grande, con un cast così, con esatto. Poi una produzione diciamo così... che venire a Venezia poi è la conclusione di un viaggio, sì, praticamente perfetto. sì. Senti Matteo, chi è invece il tuo mito, il tuo attore di riferimento? C'è qualcuno a cui torni quando sei in crisi o... Quindi sempre, dici, quando sei in crisi sempre? Ma guarda, ce ne sono tanti, è come dire il tuo film preferito, è difficile che rispondere. Sarà la domanda successiva. E ce ne No, sono... in questo momento io per esempio vado a momenti, no? C'è il momento in cui ti intrippi con Tom Hardy, che ne so, Sì. l'altro che con Montgomery Clift. Ma io sono un po' old school, nel senso che per me un attore fantastico italiano è sempre stato Gian Maria Volonté. Vabbè. Però ce ne sono talmente tanti di pazzeschi. Cioè, Adesso ultimamente però mi sono un po' fissato con, adesso non mi sovviene il nome, ma uno dei protagonisti di Succession, la serie. Sì? Con lui il boss? Il boss, vabbè, Brian Cox Brian Cox c'ha una faccia. È strepitoso. Il figlio, ok. Roy Kendall. E quindi vai a cercarti delle cose di... Sì, devo dire che mi è piaciuto tanto in Succession. Ma The Bear l'hai visto? No. The Bear devi vederla. La devo vedere, sì. È fantastico. L'hanno parlato molto bene. È bellissimo. Il tuo film preferito? Allora io ho del momento. Per me c'erano volte in America, soprattutto e tutti, perché io sono un fan di Sergio Leone. Bravo. Benvenuto nel club. E per me quel cinema là è inarrivabile. Tra l'altro siamo a Venezia e che la scena di De Niro è stata girata all'Excelsior. Esatto. E poi però mi sposto completamente su un altro genere, che io sono dell'81, nato nell'81, quindi sono fan dei film anni 80 e 90, e quindi per me un film come Ritorno al futuro è un altro capostipite della mia infanzia. Tu sei Canepazzo Tannen. Esatto, Biff Canepazzo Tannen, sì, lo Odio so. Quel nome. Esatto, lo so a memoria. Sì, quelli sono. Tra l'altro macchine perfette, perché comunque rivedendoli anche 40 anni dopo. No, ecco, bravo, dei tempi... credo che ci sono alcuni film tipo, ecco, questi due film non invecchieranno mai, nel senso li vedi anche oggi e sono film pazzeschi. È vero. Non sono invecchiati di una virgola. Senti Matteo, prima di darti la nostra spilletta, così non ti dimenticherai mai più di noi. Che metterò sempre. Esatto, tutte le mattine le chiavi della macchina, la spilletta di Hot Corn. Domani ti faccio un gioco, domani mattina ti svegli e già... È già un miracolo, dici? Già, insomma. E già va bene. Ti svegli perché suona il telefono. Sì. Tiri sul telefono e dall'altra parte c'è un regista o una regista che ti chiede: Matteo, devi essere il mio prossimo film, chi vorresti che fosse? Ecco, tu ti fai tutte domande... non puoi dire Pietro Castellitto, ovviamente. No? No, è già fatto. Vabbè, però... E ne ha due, il esatto. ritorno. Ma non lo so, sono tanti registi. Dai, uno che proprio... Nolan? Nolan che mi dice... Matteo Branchmore. Hi Matt. I'm Chris. I'm Chris. Chris who? Chris Nolan. Chris who the... What the fuck is... Quelle cose là, giù, esatto. E dopo anni dopo... Chris, I told you, I can't do your movie, ok? Boom, tipo quelle robe là. Tu e Cillian Murphy. Sì. No, sarebbe bello, vero? Dai. Anche i vari Spielberg e Scorsese non è che fanno... quelli ti chiamano, va bene. No, non è che... Però Nolan al momento in testa. Ma sai, italiani? Ho visto da poco... Italiani c'è una lista... No, perché scusa, ti spiego una cosa. Ci sono dei testimoni. L'anno scorso viene Michele Bravi, era qui per... film di Carolina Cavalli, Amanda, e parlando gli faccio questa domanda così e lui mi dice:
Severo Costanzo. Quest'anno torna Michele Bravi con cosa? Finalmente l'Alba di Severo Costanzo. Ok, quindi io dico 2 o 3 nomi di quelli italiani, che sono Paolo Sorrentino, Matteo Garrone, Gabriele Mainetti. Ecco, Gabriele, perfetto, questi qui, va bene, Questi qua, Sorrentino sì. e Renone. Allora ci vediamo l'anno prossimo qui con Matteo Branciamore e vediamo se qualcosa è successo. 10 anni dopo. Oh, ciao! Esatto, tipo Ritorno al futuro. Esatto. Matteo Branciamore all'Hot Corner, grazie Grazie, Matteo. grazie a voi.